Siamo con Riccardo Capitanio, vicepresidente Ascom Confcommercio Padova. Allora, parliamo innanzitutto di negozi, come sta andando da un lato questo periodo di saldi e dall'altro con i lavori in corso in Padova e dintorni. L'inizio dei saldi è stato abbastanza, chiamiamolo buono perché abbiamo un piccolo più davanti, però diciamo che l'effetto wow dei saldi è un po' uscito. Perché abbiamo le promozioni che ormai sono state liberalizzate, anche se c'è una norma che le vieta, e quindi chi inizia a farli prima, quindi il primo giorno non è più un effetto bomba, un effetto wow, quindi i saldi stanno andando e continueranno ovviamente fino a fine agosto, però di media abbiamo già i primi di agosto sono quasi finiti da far spazio alle nuove collezioni invernali che iniziamo già con i primi pesi. Poi la gente risparmia per andare in vacanza e comunque c'è sempre turismo che vi riguarda, no? Sì, nelle zone turistiche il turismo è sempre soprattutto nelle località di mare e anche a Padova, è sempre uno zoccolo duro importante dove bisogna anche saperle cogliere, bisogna essere formati perché il turista non parla italiano, parla inglese, quindi bisogna anche avere il personale che sia adeguato. Nelle zone balneari abbiamo il personale che sa anche, per la maggior parte anche il tedesco, quindi riesce anche a dialogare, a fare una vendita. Nelle città di Padova, la maggior parte sanno, si deve evolvere, però ormai ci sono nuove generazioni che l'inglese è passata la norma sui condotel e quindi c'è il discorso sempre degli affitti brevi, adesso anche queste modalità di condotel. Come sta andando la situazione? È una situazione molto particolare su quanto è il turismo, perché abbiamo un tasto molto dolente che si chiama Airbnb, dove non abbiamo più, stanno perdendo ovviamente gli hotel perché la gente si sente quasi più libera nell'Airbnb perché comunque hanno delle regole diverse nello stesso mercato in cui è sbagliato e stiamo cercando anche di combattere come Confcommercio. Certo che aumentiamo anche dei servizi perché immaginiamo il turista, fa il check-out alle 10 della mattina, esce, una volta alle valigie dove le lasciava? In hotel. Oggi nell'Airbnb non le può lasciare, quindi è un servizio che manca, quindi è un servizio che nasce nelle città, il deposito bagagli, che una volta era qualcosa che si trovava solo in stazione per i film di spionaggio quasi, quindi diventa anche il mercato si sta trasformando. Abbiamo detto negozi, abbiamo detto lavori invece che si stanno svolgendo nella città. Ci sono prospettive? Cosa si sente di dire a chi ci ascolta, se avete avuto un'interlocuzione con l'amministrazione? Che oggi il cliente deve portare tanta pazienza e il commerciante forse ancora di più perché la sta pagando veramente cara. Padova, il commerciante è il primo investitore del tram perché stanno soffrendo sicuramente anche a Ponte di Brenta oggi in cui ci siamo trovati con i commercianti c'è una via completamente chiusa. Dentro quella via San Marco ci sono delle attività e le attività senza passaggio sono attività morte, quindi lo stanno veramente pagando. Oggi ci chiedono di fare interventi come Camera di Commercio, però è anche vero che la condivisione del progetto forse andava fatta prima. Presidente, grazie. Le auguro buon lavoro naturalmente, grazie a voi telespettatori, rivedete anche le puntate per integrale sul web e su YouTube, ci vediamo presto.